Buonasera a tutti, eccoci per la ultima diretta prima della pausa estiva e così come avevamo preannunciato questa ultima diretta sarà una vera e propria serata poetica tutta dedicata alla poesia in lingua siciliana e avremo come ospiti alcuni dei poeti che sono già stati ospiti nelle precedenti dirette. Avremmo voluto averli tutti, ma era difficile conciliare gli impegni e quindi alla fine abbiamo un buon numero di poeti che stasera ci delizieranno con le loro poesie. Ma veniamo subito a presentare chi abbiamo stasera con noi ospite. E allora, innanzitutto una buona serata alle due poetesse, mi riferisco ad Arcangela Rizzo. Buonasera Arcangela. Buonasera. Perfetto. E una buona serata anche a Rita Elia. Buonasera a tutti, buonasera a voi e buonasera Ciao a chi Rita. è ora in ascolto. E abbiamo anche due poeti. Abbiamo Nino Barone. Buonasera Nino. Buonasera a tutti, buonasera, bentrovati. E Euranio La Spisa. Buonasera Euranio. Buonasera a tutti. Benissimo. E allora, purtroppo dicevo non tutti i poeti che sono stati ospiti nelle precedenti puntate sono potuti essere presenti. Chiedo di spegnere i microfoni perché sento un rumore, quindi accendiamo il microfono solo quando dobbiamo parlare. Ancora c'è un microfono acceso, Arcangela. Aspetta, lo spengo io, così vediamo se il problema... Sì? Perfetto, ora siamo a posto. E allora, dicevo, questa è l'ultima diretta, un ciclo che a quanto pare è piaciuto abbastanza a chi ci segue. Salutiamo tutti coloro i quali sono stasera con noi e si apprestano a passare questa poco meno di oretta assieme. Già vediamo che ci sono molte persone collegate, le salutiamo tutte. Io sto cercando di far salire alcuni saluti così sono visibili a tutti. Ma io direi di iniziare subito perché il programma di stasera è molto ricco e non vorrei che magari poi non arrivassimo a ascoltare tutto quello che i nostri poeti hanno preparato. Quindi io direi di iniziare subito con la prima poesia. Non è nulla previsto come sempre, le nostre dirette sono molto improvvisate, quindi non so da chi iniziare, così direi iniziamo da Rita, forza, mi è venuta Rita, non so perché. Bene. Ispirazione, vediamo, vai Rita, cosa ci fai ascoltare? Onoriamo a Cussina Sciu la Sicilia, onoriamo la nostra terra attraverso questa poesia che mi è nata in una serata estiva osservando il panorama dal Lido Vetrana. Un giorno che signori non aveva nudo che fare, un'isolida roce pensò di pitturare. Impastò una grannigiscia di frutta marturana e con i madonì ci fece una collana. Poi disegnò ciumi, vaggiuna, zabbara, stinniu tirreno e feci la chiana di Catania. Pigliò un pugno di cinnere, isò un fumaloro e addumò l'Etna con i ciumari d'oro. Ci misi tanta amore e tanta fantasia, cu Palermo, Cifalù, cu Termini e Ciabbia, cu Trapani, Siracusa, Enna e Messina. Ci misi più passione per fare Taormina. Ginesci, Gelsomini, Figurini senza spini, e Zagara, Limiuna, Mennilo ad Agrigento, aranci, mandarina e frutta fora tempo. Ci misi tutti i ciauri, usò tutti i colura e si passò lo tempo, ne sciù sta gran pittura. La misammo dall'acqua attorniata di ligimmari, l'inchiu di piscitelli, di varchi e di lampari. La notte poi la luna e gli stiddi s'abbivirano
dall'acqua che spicchia, s'annaca, trimulia, è come una coperta ricamata di sita per la prima notte d'amore di nazzita. Fu chi sta la cornice che ci vose lo signore, mi scio di lisomano, mano d'un gran pittore. Bella sta nostra isola, pure se c'è a gramigna, ma ida è terra nobile e sempre fa benigna. Ammatula la sorti la voli sempre profondo, ma isa sempre a testa fa parte di lo mondo. Ecco, è finita. Bellissima, bellissima Rita, abbiamo iniziato benissimo con un omaggio alla nostra isola. Io non ho presentato i poeti che sono stasera con noi. Rita è una poetessa di Termini Imerese e fa parte del consiglio direttivo dell'Accademia della Lingua Siciliana. Lei è anche presidente di una associazione culturale che opera nel territorio di Termini Imerese che si chiama Termini d'Arte. Grazie Rita. Allora, ora direi di ascoltare una voce maschile. Euranio, a te la palla, cosa ci fai sentire? Restiamo sempre nel tema della nostra bella Sicilia e io vi faccio ascoltare Ascolta la mia voce. O tu, Sicilia, terra mia nativa, non abbrazzavo la mia prima luce. Ascolta la mia voce, che intona sta canzone che ti arriva e sliccia fuori limpia, fresca e dolce di lume core che si fa sorgiva e fonte d'acqua viva. Tali trovrazza sante m'annacasti e a me l'insiro e sole m'addevasti, tu che sei madre tenera e amorosa, di cuore grande e sempre generosa. A ste parole sorde non restare, votati a m'ascoltare. Quando ne stocchi mei, lo giorno scura, di mia, pigliate cura, stringimi forte forte allo tuo petto e nello ventre to, dammi il resetto. Bellissima anche questa, molto molto bella Euranio. Voglio dire a chi ci ascolta che stasera noi abbiamo 4 tra i più, almeno secondo il mio modesto parere, tra i più importanti poeti in lingua siciliana contemporanea. Quindi questa è una serata molto particolare, è un'occasione unica per ascoltare dell'alta poesia in lingua siciliana. Euranio, ricordiamo che è di Palermo, e Euranio La Spisa fa parte del collegio scientifico dell'Accademia della Lingua Siciliana, che ha proprio questa caratteristica. All'interno del proprio collegio scientifico ha voluto di proposito avere non soltanto degli studiosi, dei professori universitari. Ricordiamo che il coordinatore è il professor Alfonso Campisi, titolare della cattedra di filologia italiana e romanza presso l'Università della Manuba di Tunisi, nonché fondatore della prima cattedra di lingua siciliana al mondo, sempre presso la stessa università. Ma appunto abbiamo voluto avere all'interno del collegio scientifico anche chi scrive, anche chi la lingua siciliana la usa per i suoi componimenti letterari. Adesso io direi di passare ad Arcangela. Arcangela, ti passo il microfono, anzi ti apro il microfono, visto che poco fa l'avevo chiuso perché c'erano dei rumori di sottofondo. Arcangela, che ci fai ascoltare? Allora, visto diciamo il vento, lo scirocco che abbiamo, la poesia è lo vento di scirocco. Sulleva l'aria, vento di scirocco. Mi incontro nella pegge e mi s'attacca. Torno mi gira, senza che lo tocco. Si muove come la risacca. S'annervolia l'arancio di tarocco. Ramuzzi e fogli via come stacca. Come un tappito, inchi lo giardino e cadono facendoci l'inchino. Grazie Arcangela. Oggi non c'è scirocco ma c'è cauro stesso, si muore lo cauro. Grazie Arcangela. Anche Arcangela fa parte dell'Accademia della Lingua Siciliana, fa parte del collegio scientifico dell'Accademia
E devo dire che Arcangela ha... Sì, Arcangela, volevi dire qualcosa? No. Dicevo, Arcangela proprio domenica scorsa ha presentato nella sede dell'Accademia della Lingua Siciliana il suo libro di poesie siciliane e anche italiane, cioè in lingua sia siciliana che italiana, dal titolo Anima nuda. E adesso la parola a Nino Barone, che stasera è orfano di Peppe, che comunque ho visto è già in ascolto, anche se Peppe Gerbino, che salutiamo, ciao Peppe, non è potuto essere con noi in diretta, ci aveva promesso che ogni tanto si sarebbe collegato e già lo abbiamo visto commentare. La coppia Gerbino-Barone è una coppia ormai molto stabile e stasera purtroppo Peppe non può essere collegato in diretta, quindi abbiamo Nino che ci farà ascoltare, penso, qualche cosa di... Come vedi, senza un braccio. Ah, ecco. E allora Nino, a te la parola. Niente, io innanzitutto volevo farti i complimenti per queste puntate che hai portato avanti, che io ho comunque diciamo seguito con molto interesse. Voglio salutare tutte le persone che ci stanno seguendo, sono in tanti perché io leggo i commenti, soprattutto una persona, Silvina Castro, che ci saluta dall'Argentina, quindi è una bella cosa che ci seguono anche oltre oceano. Sulla falsa riga dei miei colleghi poeti, bravissimi poeti che stimo molto, io reciterò così una poesia che è un mio cavallo di battaglia, sempre dedicata alla Sicilia, e si intitola appunto Chista e Sicilia. Se non ci credi, vieni qua Italia, sta me Sicilia, terra di l'amore, e grapiti le naschi, e ciauria, lo suo profumo arzente, incantatori, e siddu lo scirocco svintolia, fatti vasari, di lo suo caluri, e diletanti, troppo, Ave Maria, che la gente canta a tutte l'ore. Fatti bagnare, di stumari azzolo, che vita e morte, speranza e cimitero, e ascuta, la ciduzzi mise in volo, perché sui voci di l'umunno intero, Chista e Sicilia, tennero consolo, madre amorosa, china di mistero. Meravigliosa anche questa, un omaggio continuo alla nostra terra, che è una terra da amare, perché soltanto le cose che si amano si trattano bene e con cura, e noi dovremmo trattarla con molta cura, a cominciare dalle nostre città, il rispetto per tutto il nostro territorio. Ma io ridarei a Rita la parola per ascoltare una sua poesia. Vediamo cosa ci propone Rita Elia. Intanto però devo dire che anche Nino fa parte dell'Accademia della Lingua Siciliana e fa parte del collegio scientifico dell'Accademia della Lingua Siciliana, come del resto anche Peppe Gerbino. Rita, a te la parola. Allora, anche oggi nel mare di Lampedusa hanno perso la vita altri immigrati. I nostri mari stanno diventando cimitero per tutte queste povere creature che arrivano in cerca di una sorte migliore e vengono a trovare la morte. E fra di loro tanti bambini. Ad una di queste bimbe, poco tempo fa, ho scritto una ninna nanna, dal titolo Figlia d'Usuli. Figlia d'Usuli, da fami di la guerra, figlia da debulizza di marturiata terra, non saccio di un arrivi, non canuscio lo tonnomo, queca ti miso munno e ti pigliò in mano, o ti cantò la ninna, o ti retti la minna. Ora si già chi dorme, lo mare e la tonaca, nuddo ti canta ninna, nuddo ti dona minna,
stu mari catannaga, che t'accarizza e vasa, fu trappola assassina, camera di la morte, tabuto fu pittia, angelo senz'ali che non potisti volare. Ora si già chi dormi, lo mare la tonaca, nuddo ti canta ninna, nuddo ti dona minna. Condanna per gli infami, inferno per i delinquenti, per così vota faccia e se ne lave mano, per cui va affida sorti, te granfi di la morte. Ora si già chi dormi, lo mare la tonaca, nuddo ti canta ninna, nuddo ti dona minna. C'è un chianto senza voce, sopra il mare oscuro, unni acciuvasti a morti e la speranza muore. Ora si già chi dorme, lo mare la tonaca, nuddo ti canta ninna, nuddo ti dona minna. Molto bella anche questa. Devo dire che queste poesie a volte sono anche occasioni per delle riflessioni su tematiche sulle quali tante volte non ci soffermiamo e le trattiamo superficialmente, sì, magari anche con rispetto, però troppo superficialmente. Che questa tematica in particolare meriterebbe degli approfondimenti. Perché è molto molto complessa, molto complessa. Ma andiamo avanti con la serata e avevo letto un commento di Giuseppe Gerbino che ci dice che ci può seguire a tratti. Non so se per ora ci sta seguendo, ma voglio fargli una sorpresa. Peppe non è qui presente in diretta, ma lo stesso ve lo facciamo vedere. Ve lo facciamo vedere in questa tenzone ovviamente, con chi? Con Nino Barone. Vediamo se riusciamo a mandare il video che abbiamo appunto registrato. Ma che ci posso fare? Sì. Mi misi a fianco d'un poeta fino. Mi pare che una favola, smanino, pavillo sempre al lato, ca, vicino. Sapete, Dio, so che c'ha in testa quando è che fa incontrare due cristiani con l'arma squetta e con le stesse mani. So che è buono. Pace, ma una tempesta. Sapete so che vuole, ascolta e sente che l'arma nostra è chida che si presta a spannere le meglio sentimenti. La pace cerca e tra le gente festa. Allora, se tu hai chiesto la missione, spanniamo sentimenti a tutte le bande, la pace, amore e tante buone azioni. Per quanto è sempre e solo a grande. Oh Peppe, sogno pronto, dai, partemo. Cuttia mi sento d'essere già un re. Se Dio mi chiama, noi lo pascemo con pennoli diversi a tinghe te. Se Dio ti chiama, noi ci rispondiamo, scrivendo versi sempre a tinghe te. Come tu paladino li spanniamo. Io cavaliere, e tu lo grande re. Io re, tu cavaliere, cominciamo. Vediamo lo destino che ne dona. Se l'uomo la tazzera, ciuppicamo, ti passo prontamente la corona. Non c'è cammino contro ciuppechia e non c'è re che non hai sbagliato mai. Ma stata tazzera della gran poesia, le spade sulle versi che tu fai. Mettemone a cacciare le parole, che Dio ne pasci con la sua saggezza, trasemo dentro l'anime, le cori, per darci tanticchia di docizza. È proprio la docizza che scarsia. Le cose dell'arme sono non si comuni. Una mochila a corpa di poesia, che Dio ne pasci, per il risoluto. Oh caro Peppe, già per me è contratto, con firma e pugio, tasse già pagate. Amatola ti dico a fare fatto, facemo versi e duce le giornate. Allora Nino, forza, lo coraggio non manca, e se la muso mi abbandona, e un semmo la cottia non mi ammaraggio, e affronto squale, aquile e leone.
Bene, abbiamo voluto proporre questa canzone sia per salutare Peppe Gerbino, sia perché quando abbiamo avuto ospiti Nino e Peppe, devo dire che ha riscosso un certo successo questo genere che loro spesso usano. Ma andiamo avanti. Stavolta la parola la dovrei dare a Euranio, ma non gliela do, perché vi faccio vedere invece un video di una sua breve poesia, ma molto molto pungente. Manculi cani. Vediamo se riusciamo a far partire anche questo video. Manculi cani. Sto mondo sotto sopra sta ferrando. Veramente se ne sta capendo. Colpa di qua per mano lo comando. A Torre di Babele sta fanando. Da ste bica di geni e pensatori non c'è più senno, tanto che magari la firma può bastare d'ombratore e pure la natura può scarpare. Non c'è briogna più, non c'è morale. Si perse la ragione e la soluce. L'uomo è ridotto peggio dell'armale, però si scannalia da Cristo in croce. Potessero arreviscere le morte, scagliando lampi di fuoco con faidre, scappassero gli etterno schiglia forte, mettendosi la mano alle capite. Bene, io non commento questa poesia, ognuno l'ha ascoltata e avrà fatto le sue riflessioni. Giuseppe è qui con noi. Ecco. Perfetto, ci sta seguendo, ci fa sapere Giuseppe. Un caro saluto, Giuseppe. E allora, adesso io vorrei dare la parola ad Arcangela. Arcangela, cosa ci fai ascoltare? Faccio ascoltare le libertà chi su palore, chi volesse dire, e non mi sento più di tacitare pensieri che non posso definire, perché c'è come dice lascia stare. La mente si rivota per capire, non ci riesce di capacitare, forse perché non vuole scomparire, da tanta stata ancora c'è di fare. Non sogno forte, non tengo potere, e non mi date più boccata mare. Non mi lasciate sola a morire, priva di libertà a soffocare. Forzatamente coglio i consigli e mi rentano come le coniglie. Chiaramente è dedicata alla pandemia, al periodo in cui siamo stati chiusi, rintanati in casa. E speriamo che questo periodo ce lo stiamo mettendo alle spalle, anche se non lo so, no, non voglio essere pessimista, però è ancora tutto da vedere. Comunque, e allora io vorrei adesso invitare Rita a prepararsi, perché tra poco le darò il microfono per ascoltare una sua poesia. Intanto volevo salutare l'amico Pascal Pezzuto, un attore salentino. Ricordiamo che nel Salento si parla la lingua siciliana, il meridionale estremo, nella variante appunto salentina, e Pascal è stato con noi in una di queste dirette quando c'è stato con noi anche l'amico Alessio Patti, che non credo sia collegato, ma che comunque salutiamo perché magari potrebbe ascoltarci in registrato. Ciao Pascal, e grazie ancora per la tua partecipazione in queste dirette, e preannunciamo che ci sarà una collaborazione tra l'Accademia della Lingua Siciliana e l'organizzazione di Pascal, ma vedremo più avanti. E allora, Rita, ti avevo preannunciato che ti avrei dato il microfono e confermo, quindi microfono alla poetessa Rita Elia. Grazie Fonso, intanto saluto tutti gli amici, saluto a Peppe Gerbino e a quanti ci stanno seguendo.
Un caro saluto a mia sorella Marinella, a cui voglio dedicare una poesia dal titolo L'amore da madre. Zocchè l'amore, mamma. Tutti la desiamo, tutti la domanniamo, tutti la secutiamo, ma non lo afferramo. Perché che lo cercamo? Perché non la trovamo? Meglio quando era amica, che aveva lo tuo amore. L'amore più sincero, lo più grande, lo più vero. L'amore di una madre è chi che non tradisce, chi che non ferisce, chi che non perisce. È un bene più prezioso che non si perde mai. Pure che non ci si più, pure che non ti viro, lo sento ancora, mamma. Lo porto in tome petto, un chiuso dentro me core. Nudo me lo può rubare e mai posso scordare. Bellissima Rita, l'amore per la madre, l'amore per i propri genitori, anche l'amore per il padre. E allora mi viene totalmente spontaneo proporvi questo video in cui Nino Barone celebra e ricorda suo papà. Bellissimo anche questo. E passo lume tempo a ricordare le voti che mio padre mi portava allo paese di Castellammare. Io dopo mi diceva, nascevi e stava. E mentre s'accania dallo contare, un fuoco malinconico abbruciava tra i suoi occhi, tra lo suo parlare. Ma resta la sua voce che contava le storie eterne di la picciuttanza, i suoi silenzi. Gioco mi imparavo a non gettare niente a San Vasò. Ora, du fuoco morse, la sua danza se la ghiottiò lo vento castutao, piglionda, pure l'ultimo falò. Bene, questi valori sono valori veramente intrinseci alla cultura siciliana. Speriamo non si perdano mai il rispetto per i propri genitori, per tutto quello che hanno fatto per noi da quando siamo nati. Celebrare e onorare i propri genitori credo che sia uno dei valori più importanti. Ma prima di ritornare ad ascoltare una poesia, volevo salutare una persona che sta dietro le quinte in queste dirette, ma c'è stata sempre ed è stata molto utile, che è il vicepresidente dell'Accademia della Lingua Siciliana, che ha commentato poco fa, così. Siamo noi che ringraziamo lui. Lui scrive 3 grazie, ma siamo noi che ringraziamo lui perché, come dicevo, dietro le quinte lui contribuisce ogni volta che c'è una diretta a condividere il link e quindi permette a più persone di assistere a queste dirette. Grazie Marco Lodico, vicepresidente dell'Accademia della Lingua Siciliana. Bene, adesso io darei il microfono a Euranio per una sua poesia dal vivo. Ecco, siamo in tema di persone anziane, infatti questa poesia la vogliamo dedicare a tutte le persone anziane. Le Vicchiaretti. Le trovo sempre date Vicchiaretti, al lato di una chiazza o da vicino, mentre appoggiate in le bastonette, parano ciuresicchie di un giardino. Hanno lo passo stanco e lento, come foglie ghiarniate su cemante. Buongiorno pure idre, senza stento, le forze gioventù facciano avanti. Festa ne fanno, se le salutiamo, ci ridono di occhiuzzi sperlucenti e se di una parola ci spiamo, ne stringono la mano e sono contenti. Le vecchiaregge sono la memoria, specchio fedele
d'un in italiano. La storia di con la nostra storia s'ammisca, se da lungo ci campamo. Bellissima. La trasmissione dei valori, le storie che s'ammiscano, le storie dei nostri padri e le nostre storie e in un futuro pure quelle dei nostri figli. Bene. Arcangela, ti passo il microfono, anzi, come sempre devo fare, te lo apro perché te lo chiudo sempre perché arrivano dei rumori, come dicevo poco fa. Vai Arcangela. Allora, senti, io non mi vedo, non vedo la mia immagine. Hai ragione, eccoti, grazie. Adesso ci sono. Il verbo amare. Sono tanti le momenti che ti penso, tanti che non li saccio più contare. Senza di tia, che mia, non avevi senso, lo verbo amare. Sinci lo petto alla giornare, quando lo sole in cielo s'accalura, e si giovane in sonno a me vasare, la che l'assura. E l'anima si invola a desiare, la carne no, che dopo si consuma, come l'acqua di mare a resaccare con la sua scuma. Una voce intona versi sublimale, che a caponare fanno la me pegge, e musica di essere immortale, e l'angelegge. Ancele che in cielo mi guardate, e dintra i pensieri mi leggite, io penso che di mia non vi scordate, se mi sentite. Ci provo a raccontare le momenti, ma sono tanti che ho saso delle stidi. Stanno fisse ancorate dalla mente, sulle soligge. Bellissima anche questa. Adesso io ridò il microfono a Nino perché non lo vediamo da un po' in diretta, visto che abbiamo mandato prima alcuni contributi filmati dove lui era presente con Peppe e anche da solo in un bel video. Quindi vorrei ridare la parola per sentirlo dalla viva voce. Vai Nino! Eccomi, sono ancora qui. Allora, per la verità, io ascolto, diciamo, i poeti che sono presenti in questa trasmissione. C'ho l'auricolare quando appunto diciamo parlano gli altri, perché proprio in questo momento a Grugliasco, in provincia di Torino, si sta parlando di poesia siciliana, si sta parlando della poesia di Nino Barone, nel senso che il cantautore Massimo Marsala di Lercarafriddi, ma trapiantato da molto tempo lì a Grugliasco, in provincia di Torino, ha musicato 10 pezzi del mio libro Sciato, musica e parole, e li sta proponendo lì in una manifestazione a Grugliasco che io ogni tanto ascolto e ovviamente ho pure interesse ad ascoltare. Cioè proprio in questo momento, Nino, in questo momento. Proprio in questo momento. Bene, bene. Quindi parliamo che la poesia siciliana ha, diciamo, parliamo della mia poesia siciliana, ha travalicato un pochino i confini e in questo momento viene proposta in una manifestazione lì vicino a Torino. Poi per chiudere questa parentesi, non lo so, devo recitare qualche poesia? Dimmi tu. Certamente, certamente. E allora, recito un altro mio cavallo di battaglia. Diciamo che la nostra terra è sempre spesso additata come una terra di mafia, e questo un po' a noi siciliani ci dispiace, perché conoscendo la Sicilia in lungo e in largo sappiamo invece quanto bene e quanto cose belle ci sono in questa terra, e anche se poi esiste anche questa piaga che non è solo una cosa siciliana, ma è un fatto mondiale e non c'è niente, non è solamente una cosa di etichetta siciliana. A proposito di questo, io ho questo cavallo di battaglia che vi propongo. Non voglio usare solite parole, per dire di sta terra so qua dire, e manco, pur essendo scialacore, parlare di tramonte, darbi e sere.
Voglio capire solo se sta terra vuole a scippare a rarica do male, che sempre più la pungi, si l'afferra, ci sugo sangue e poi ci stocca l'ale. Voglio capire se giustime frate vonno affrontare lo problema anchino o vonno solo sangue, sciate, ristanno indifferenti di continuo. Voglio capire se due sacrifici di tanti che morero per giustizia non furono ittato vento, culifici, lottao, convinto contro ogni malizia. Se non volemo più un altro capace o un altro pizzolongo, tutti insieme avemo a dire basta, non mi piace, perché non sopportiamo con ispreme lo sangue che ne scorre in tale vene per fare ancora sangue. Se priamo, può darsi che si scioglie nei catene, per avere la libertà che meritiamo, per dare sta Sicilia ai nostri figli libera e luscia, tanno si può dire di liberezze chiave, che suggigli e poi delle tramonti, d'arbe e sere. Grazie Nino, molto bella anche questa. Darei adesso il microfono a Euranio. Vediamo un po', mentre dico a Rita di prepararsi, perché poi verrà il turno di Rita, ok? E allora, Euranio. Fonso, allora io devo rubare proprio un minutino solo alla trasmissione, perché devo leggere una piccola cosa per dare il senso a questa lettera poesia che andrò a leggere. Allora, mi sono ispirato per questa poesia ad una storia vera, una storia molto triste e dolorosa che avvenne durante la prima guerra mondiale. Un giovane poco più che ventenne venne chiamato alle armi. Era un ragazzo siciliano, come tanti, e come la stragrande maggioranza di giovani di allora era analfabeta. Mariano, questo era il nome del ragazzo palermitano che in quella immane guerra perse la vita. Morì in un ospedale da campo dopo diversi giorni di agonia. E chissà cosa pensava in quei cupi momenti, chissà cosa avrebbe voluto dire a sua madre. Di certo penso avrebbe voluto il suo conforto, una parola, un abbraccio. Ecco, allora io ho cercato di pensare quel che lui in quei giorni di dolore e di sconforto pensava e che non sapeva comunicare perché non sapeva scrivere. Ho cercato con questa ipotetica lettera, poesia indirizzata alla mamma, di dare voce ai sentimenti di quel cuore sofferente, cercando di coglierne il dolore, la paura, lo sgomento. Ancora oggi le spoglie di Mariano riposano nel cimitero dei Rotoli a Palermo, in un sacrario militare, dove sulla lapide si legge: Soldato Mariano, morto il 21 dicembre del 1917, per ferita riportata nell'assalto del 10 dicembre del 1917 sul Monte San Michele, caduto sul campo dell'onore. E iniziamo la poesia. Fronte de guerra, Monte San Michele, lo 12 novembre del 1917. Ma tu bella, io ve la mannavo, sta lizza che varriva da lontano, scrive lo figlio so, Sogno Mariano, fante d'assalto, reggimento ottavo. Commatto, questo re che non conosco, ora della Sicilia, patria amata, sapesse quando volte la io sonnata e di lo nostro mare lo so scruscio. Noi siamo le chiopparte siciliane, tascio plotoni e malo combinato, facciamo guerra, voce sventurate, pare che manco fossimo cristiani. Siamo semenza dentro un sorco ittata, la meglio gioventù sta tutta a gioco, ma spica solo paglia che lo fuoco consuma e abbrucia nella sua vampata. Ma tuzza santa, ma come la via a dire, che a questo inferno io mi via a trovare, e le 20 anni me a resecare, senza che lo pecchi posso capire. Io se tu torno va, ve lo prometto,
Mi metto un tale razza so arsiati e voglio dare 100 e più vasati un giorno sano scitto allo sopetto. Speriamo che lo signoruzzo nostro presso alla casa mi fa ritornare. Ora mi inchino per vi salutare. Voscenza benedica, o figlio vostro. Grazie Uranio. E quanti giovani siciliani, ma non solo, purtroppo non tornarono più da quella guerra e anche da quella successiva. Non so se avete letto qualche settimana fa, addirittura è stata recapitata una lettera di un soldato di un soldato della seconda guerra mondiale che morì sul fronte in Russia, credo. Dopo tanti anni è stata rintracciata, è stata una parente, e dopo tanti anni questa parente è venuta in possesso della lettera di questo suo avo ormai, perché sarà una nipote. Tristi storie che purtroppo la guerra porta con sé, che per fortuna, almeno qui in questa parte del mondo, da un po' di tempo non viviamo più e speriamo di non viverle mai. E allora, Rita, io ecco, ti do la parola per declamare una tua poesia. Allora, la prossima sarà una poesia preghiera dal titolo Madonna du Mare. La nostra Termini Imerese, come Trabia, come la Sicilia in generale, che sono tutte mari, sono a vocazione marinara. E tante volte le mogli, le fidanzate, le sorelle si ritrovano a penare perché magari la barca è fra le tormente, nelle bufere, o prese in ostaggio come il peschereccio a Mazzara del Vallo, di Mazzara del Vallo, eccetera, eccetera. E questa sorte di tutte le famiglie che vivono di pesca, di capitare delle notti senza dormire e di pregare per i loro cari che possano ritornare. Madonna du Mare, io vengo a Litoperi stamattina, come solo una madre sapi fare. Ti chiamo Beniritta e ti ringrazio per la ricchezza che hanno d'uno mare, per quando la pesca è buona e generosa, per quando ne mangiamo un pezzo di pane. Madonna mia du Mare, io sogno in pena, ancora un s'arricampa stamattina. Nisci stanotte e si canciò lo vento, e in tome letto non hai avuto avvento, pensando a da varcuzza a mezza all'onne, e a quanto l'acque do mare su profonde. Questa è la sorte di tutti i pescatori, che sanno a fare conta con mari, che tutto dona, e niente in domanda. Ma quando si scatina la tempesta, grapi la bucca come un affamato, e agghiutti in socco ciova, e ne sapi mosciare quanto è ingrato. Ma giuzza da catena, ancora un torna, e lume coricema e un ciova paci. A tia io chiamo, come un infelice. A tia io prego, ascuta sta me voce. Incatina la tempesta e lì allo vento, stenni sopra l'acqua in un manto to d'amore. E tali riti tu, Madre Divina, e fammillo a ricogliere a casa stamattina. Grazie Rita, anche questa molto bella. Sì, dimmi. Stai dicendo qualcosa, Rita? No. Ah, ok. Avevo finito, non stavo dicendo niente, grazie. Perfetto. Io volevo ricordare una cosa, prima di dare la parola ad Arcangela. Volevo ricordare che tutte le dirette che abbiamo fatto fino ad ora, proprio tutte, tra non molto saranno fruibili non soltanto nella pagina Facebook, dove magari è un po' difficoltoso andarle a trovare perché bisogna andare indietro nei post, ma saranno fruibili anche sul canale YouTube dell'Accademia della Lingua Siciliana, ok? Questo che mandiamo in sovrimpressione è l'indirizzo del canale YouTube dell'Accademia e invito tutti quanti a iscriversi a questo canale, così riceveranno comunicazione ogni qualvolta che pubblicheremo un video. È chiaro, è un indirizzo
complicato perché questi indirizzi ce li dà YouTube, ma questo è un video, quindi potete magari vederlo in registrata, bloccare l'immagine e scrivere con tutta tranquillità questo indirizzo. Bene, detto ciò, ritorniamo a noi e do la parola ad Arcangela Rizzo per ascoltare una sua poesia. Intanto dico a Nino di prepararsi. Parla di incendi boschivi. Gli alberi io li chiamo fratelli. Questa poesia è Scusa, Arcangela, non ho sentito. Parla di incendi boschivi. Sì, quando ci sono gli incendi, no? Quando c'è lo scirocco, Sì. sono gli incendi, gli alberi bruciano. È un argomento di attualità, purtroppo, perché purtroppo ogni estate abbiamo degli incendi per colpa di qualche cornuto, lasciatemi morire, che appicca il fuoco e non è una bella cosa. Speriamo che chi fa queste cose venga scoperto e duramente sanzionato. Scusami Arcangela, ma ci tenevo a dire questo. Allora, la poesia è in metrica a ventaglio, praticamente non è lunghissima, ma io credo che sia abbastanza intensa nel suo dire. Sento ciusciare lo vento del scirocco e c'è lo scanto, io, Casadomaro, che lo so foco foghe. Le frate, fra grandoglie, pittanno schiglia a Dio s'accartucciaro. E io, con dolo, troppo, lo so schigliare. Brevissima, ma molto incisiva. Grazie Arcangela. E allora do la parola a Nino. Nino, cosa ci fai ascoltare? Nino, non ti sentiamo, forse hai il microfono chiuso. Dicevo, vi faccio ascoltare un sonetto. Io generalmente compongo solo sonetti, quindi vi faccio ascoltare questo sonetto. Prende il titolo Alito di Dio. Mi susu e mentre aspetto sulla mente lo cielo, chi s'alluscia e chi giarnia, ascuto come fosse una poesia lo duciciato di le menuzzente. La musica che sento m'arricria, mi fa volare i pili continenti, leggero, più leggero di la mente, dunni l'amore poi si fa magia. Una sveglia suona e rompe lume viaggio, da st'universo un futo che è l'amore che miscia cancianzano l'ubolio. Lo sole d'una giallo primo raggio e nescio a travagliare e le mie ore sono assoppate d'alito di Dio. Bellissima. Ricordiamo il sonetto che nasce in Sicilia, nasce alla corte di Federico II, quando Giacomo d'Arentini si inventa questo genere poetico, che poi ha un successo enorme, tant'è che viene usato nello spazio e nel tempo un neghiè. Poeti di diverse epoche hanno usato questo genere poetico e di diversi posti, di diverse nazioni. Euranio! A proposito di sonetto, sì. Scusami, solo una piccola brevissima parentesi, io lo trovo una forma poetica non invadente. Ecco, grazie della tua precisazione, del tuo giudizio. Ecco, perché questo sarà sicuramente uno dei motivi per cui lo ami. Esatto. Chiaramente. Euranio! E allora, sonetto con sonetto, perché sonetto con sonetto. Scrivo molti sonetti, comunque. Senza respiro. Scendevo dalla naga e già correva. Perché? Perché non mi piaceva camminare. Iava di prescia per non aspettare la notte che d'incontro mi veniva. Avverso me cercava di afferrare la strada più vicino che vedeva, ma quando appena la giungeva
De botto stava già per sacstotare. Ma se parlarne poi lo sanno bene, che dona giusto piso e la misura, e forte scince zocco t'appartiene. Per sempre non c'è niente e niente dura. La stessa eternità è un vaca bene, lo spazio di un mattino e dopo scuro. Bellissimo anche questo sonetto di Euranio La Spisa. E adesso io vorrei proporvi un video, che da un po' che non proponiamo dei video, un video di Nino. Di Nino. Io lo mando, poi se Nino vuole dire qualcosa la dirà, se no continueremo la serata. Ecco il video di Nino, che ricordiamo non solo è poeta, non solo è uno studioso della lingua siciliana, ma anche monta dei video, fa delle produzioni interessanti, ha una vera e propria, diciamo, possiamo dirlo, una web TV che invito tutti quanti a seguire più da vicino. Ecco un video, appunto, produzione del poeta Nino Barone con una sua poesia. Amore mio, che fai della mia vita? Un campo di ciuriglie profumate, pettia sostanza delle mie giornate, stenno valore d'anima pulita. Gocce d'amore e ciato, sirenate, per farne una favola di sita, magica luce, tennera scorpita, in capo la roccia delle innamorate. Anima pura, a Tia che sempre doni, amore e sull'amore, sti ti vanno lentamente accarezzare, mentre lo tempo ciastolo, latrone, si va portando tempo, dallo cuore resta l'odore di l'unoscio amare. Bene, grazie per questo contributo di Nino. Adesso io darei la parola a Rita. Intanto mi sono accorto che l'ora è volata, però io vorrei almeno sentire almeno altre 2 poesie da ciascuno di voi. Quindi iniziamo questo penultimo giro, direi. Vai Rita. Allora, io, visto che è una serata di poeti e di poesia, questa la voglio omaggiare a tutti i poeti e alla poesia, perché il poeta per me è un re maggio. Lui fa dono di ciò che è intorno e dentro di sé attraverso la parola. Un poeta è un paladino, un cavaliere, un re maggio. La poesia è la sua spada, il suo cavaggio, la sua luce, la sua sciata. E la scala canniduna pacchianare sopra li neghi e grapiri nei cieli. E sta sua parola è fuoco, che brucia la gramigna, e acqua, che leva l'arsura di l'arma, e pane, che sazia di licori affamati d'amore, e vento, che scummoglia le coscienze. E si fa lucerna, per fare luscio un talo scuro, e si fa oro, incenso e mirra, per portarli in tala grotta, ogni Dio si fa sacramento. La poesia nasce con l'uomo, ci cammino lato, l'accompagna sempre, e coi rumori, ma l'omini ne la scordamo. La mettiamo in tanagnoni e facciamo finta d'un virilla, d'un scintilla, l'ancopunamo e ci attuppamo la bocca. Ma la poesia non si può occupare. L'umanità ne aveva bisogno come pane, come l'acqua che leva la siti, come l'aria che respira, come la luce, come il sole, come la terra non ne metti pere.
La poesia è stidda cacura e lampa domata sopra la grotta di Lucore di Lom. Grazie Rita. Io invidio i poeti perché non è cosa mia, lo confesso, non sono... Ci ho provato qualche volta, ma sono negato, per cui ho un senso di ammirazione per voi tutti. È bellissima questa poesia che celebra il poeta e il valore della poesia. Ma non voglio perdermi in discorsi perché vorrei ascoltare voi con le ultime poesie, quindi continuiamo il penultimo giro dando voce ad Arcangela Rizzo. Allora, la poesia si intitola Lulumino, è un sonetto. Ti cerco come fosse la mia luce, che mi fa l'uscio e segna lo cammino. Come un lumino lento si riduce la corsa della vita, lo destino. Come una magaria che chiusura luce, l'appresso io ti vegno e mi trascino i miei pensieri e le parole duci. Vince lo scrigno, teneli vicino. E la luciggia ora picchiolia, e la sua fiamma non s'astuta mai, come se fosse una nemuzza pia. Come tu stidi l'occhi ti tagliai, una luce splende vero, spicchiolia, promissi di vasare ci trovai. Grazie Arcangela, anche questa molto bella. Parola a Nino Barone. Poco fa non mi veniva il nome del suo canale YouTube, molto ricco, se non sbaglio è TVBN, Nino, giusto? Esatto, TVBN. Approfitto di questa piccola parentesi per invitare tutti quelli che ci seguono a mettere mi piace sulla pagina Facebook TVBN e a iscriversi al mio canale YouTube TVBN appunto Nino Barone. Poi per quanto riguarda la poesia, allora ve ne recito un altro sonetto. Praticamente devo fare un piccolo preambolo. A Trapani, chi conosce la città, Trapani sapete ha questa forma di falce, c'è questa insenatura di mare che è un angolo incantato per me, dove spesso vado lì a passeggiare e dove spesso vengo ispirato. Ecco, questa poesia nasce proprio lì, durante queste mie passeggiate mattutine, in questo paradiso, dico io, terrestre, che si trova nella mia città. Da sto pezzo di mare incantato, d'un ne trovo speranzi e colura, l'arma mia sempre più si innamora di sta terra che tanto m'ha dato. Di lo sole ci piglio l'usciura, di lo mare lo scruscio infatato, sempre eterno di mia innamorato, mi conforta, mi intosta, mi cura. Da sta conca di pace e mistero, io mi sento tuo figlio speciale, che si nutre di cielo e d'odura. Nugia cosa mi dona più vero, sta bellezza di terra e di sale, sta bellezza di nome, natura. Bellissima, l'amore per la propria città, per il proprio luogo natio, un altro valore molto, molto importante. Euranio, a te per la penultima declamazione tua e poi inizieremo l'ultimo giro. Benissimo, allora, coglila come un rosa. Coglila come un rosa a primavera e l'uso ciauro adatta ad avvuccati. Sincela forti e pigliala avvasati sopra da vucca che ne zuccarera. Passala insieme a idali nottati. Lo solo a mezzanotte fa spuntare e chiù t'abbrazza e chiù la vuoi abbrazzare da destra se d'amori a più mariati. Amala chiù che poi è l'assa di amare, vince un amplesso fatto di palore, che solo idda tene nel cuore, perché solo così tu puoi volare. Se vuoi toccare tutte le tesori e lo misterio di sta magaria, viva la fonte della poesia, che d'acqua leva siti e te ristori.
Bellissima anche questa, Euranio, complimenti. E iniziamo l'ultimo giro e vi dico che per la prima volta in queste dirette sforiamo, perché è esattamente passata un'ora, quindi sforeremo di pochissimo, ma facciamo questa eccezione appunto perché è l'ultima diretta e quindi così, dai, facciamola, anche perché ci state seguendo, vedo con piacere, gli ascolti non diminuiscono nonostante l'ora tarda, e quindi ultimo giro per ascoltare l'ultima poesia di ciascuno degli ospiti che abbiamo avuto stasera. Iniziamo con Rita. Allora, mi è stata richiesta, anche se l'ho recitata la volta scorsa, Uscecco che si vesti di cavallo. Sappiamo tutti che molte persone rivestono dei ruoli che non sono adatti alle loro capacità, ma sono capaci di vestirsi da cavalli, ma alla fine arrabbiano e si rivelano. La fortuna è una ruffiana, senza occhi e ciaditura, è bardascia per natura ed è surda all'augi guai. I pirocchi arrinisciuti di fortuna suppasciuti, e si erano ignoranti, si scacciscono all'istante. Questa gente la signora s'alliffia come un'atta e avenna idolato si innacchiano di grado, mentre uomini ingegnosi e di cirivello fino stamavara l'Italia negli squadra l'Icizia. Però è vero che lo scecco che si vesti di cavallo e si barda come idro, come a ragghia si presenta. E niscenno di la strada, a una canne si fissi uso, passa sempre per il ridicolo e a compare piatoso. E ammatola i pinnacchi, i carrozzi e i lacchè, si vesti di cavallo, scecco è nato e scecco è. Bellissima Rita, l'avevamo ascoltata nella diretta che avevamo fatto con te, ma è sempre un piacere riascoltarla e non mi sorprendo che te l'abbiano richiesta. E allora, Arcangela, la tua ultima declamazione, a te il microfono. Ok, allora la mia poesia ha per titolo Sgravami Maci ed è una poesia in versi saffici. Sgravami Maci, che è arrivata l'ora, nescio di lotoventi a respirare, che staria la me bucca l'assapura alla giornare. Tenimi sitta Maci in talo petto, che si ingostiata chiancio mi consolo. Nel minne adattanno lo tonetto senza chiudolo. Scruscio di ciancianetti e lo tocanto, nell'annacata ascolto la tua voce, si li tovrazza sul per mia lo manto, tu sei la luce. Bravissima Arcangela, bravissima. Adesso ascoltiamo l'ultima declamazione del poeta trapanese Nino Barone. Vai Nino. Sì, e allora, è sempre una poesia d'amore ed è sempre un sonetto. Li to carizi e aspetto, amore mio, mentre riseri e sento chi macchiana una vacantizza anfuta, giù desio, che trase dintra l'arma e si vantana. Aspetto l'itomano, aspetto ed io, vai usatanno come una giurana, con lo pensieri già ti va su mio, di tia la voglia insisti e mi trapana. Per tia non trovo manco più valori, capaci di mostrare di lo bene che smisurato cresce dintra mia. Aspetto allora, aspetto lo tuo core, li to carizze, l'anima che tiene, poi diventare in semmola poesia. Bellissima anche questa Nino, complimenti. È sempre un piacere ascoltarvi, vi devo confessare. Io sono qui a presentarvi, però non posso fare a meno di dire che sono anche spettatore ed è un piacere esserlo. E chiudiamo con Euranio. Euranio, facci chiudere in bellezza, non c'è alcun dubbio. Ecco, io ho l'ultima poesia che ho scelto di leggervi, è scritta in terza rima. Core di carta. Dopo tant'anni non me l'aspettava che la potessi ancora ritrovare.
tanto che manco più la ricordava. Palanca satta, senza la cercare, foglio di carta tutto insiccomato, da mezzo di un petazzo più spuntare. Da un momento mi mancò luciato, leggendo le parole accapezzate da dentro un curiceggio moncioniato. C'erano assai vocaboli sbagliati, errore di scrittura, quanto mai, ma antino doversi cedere a comberati. Però due core che io ritrovai, con dei cosuzzi scritti a Re Maria, gelosamente a Re lo salvai, perché era la mia prima poesia. Bellissima, abbiamo chiuso davvero in bellezza. Io ringrazio tutti voi, ringrazio le poetesse Rita Elia e Arcangelo Arrizzo, i poeti Nino Barone ed Euranio La Spissa. Vi ringrazio tantissimo per aver accettato di ritornare per questa ultima diretta. Ricordiamo, è stata l'ultima diretta prima della pausa estiva, ma le dirette della pagina Facebook dell'Accademia della Lingua Siciliana non finiscono qui, perché riprenderanno a settembre. Comunque tenetevi aggiornati frequentando la pagina dell'Accademia. Ma ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato, sia in diretta sia quelli che ci ascolteranno rivedendo il video, che è consultabile così come tutti gli altri sulla pagina Facebook dell'Accademia della Lingua Siciliana e tra qualche giorno anche sul canale YouTube dell'Accademia. Vi ringrazio ancora, grazie per essere stati con noi, spero che in queste dirette abbiate avuto modo e occasione di apprezzare la poesia in lingua siciliana e la lingua siciliana. E spero che la sensibilità per questa nostra madrelingua, per la nostra lingua siciliana, possa aumentare sempre chiossai, e speriamo che tutti la possiamo vedere come una vera e propria lingua e non come un qualcosa di cui magari vergognarsi. Alcuni addirittura ancora oggi hanno questo sentimento, e di parlarla solo a muccioni, in famiglia o con gli amici. No, è una lingua come tutte le altre e tramite essa si possono esprimere tutte le cose, anche dei sentimenti, come spesso capita nelle poesie. Grazie ancora. Se volete dire qualcosa, un breve saluto, dopodiché... Scusa, intanto volevo ringraziare. Prego, Nino. Volevo salutare i poeti che insieme a me hanno, diciamo, fatto in modo che questa puntata si potesse svolgere in maniera così eccellente, perché anch'io ho ascoltato le poesie di Rita, che io per esempio, se fossi un funzionario dell'UNESCO nominerei subito patrimonio dell'umanità. Scusate, ma Rita è veramente una eclettica, come dire, ha una vivacità culturale davvero incredibile. Un grazie ad Arcangela Rizzo, perché ho cominciato anch'io a conoscerla ancora meglio, non solo come persona ma anche come poetessa. Euranio, che dire, già lo conosco da qualche tempo, la sua poesia è una poesia di grande immediatezza, di grande spontaneità e di grande impatto, che tratta poi vari temi e soprattutto abbiamo sentito anche il tema sociale. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, perché ho visto i commenti dall'Argentina, da Verona, insomma dal Salento, ci hanno un pochino seguito da tutti, quindi ringrazio. E poi voglio ringraziare nonna Titti, che sicuramente credo sia la sorella di Arcangelo Arrizzo. Confermi? Che ha usato un po' parole dolci per tutti, ci ha seguito, e ovviamente un salutone, grazie e buona estate a tutti. Bene, grazie Nino. Se qualcuno vuole dire qualche altra cosa, gli cedo il microfono, se no saluto di nuovo tutti e ringrazio tutti quanti, gli ospiti e gli ascoltatori. Una buona notte e ci rivedremo presto dopo l'estate. Una buona estate a tutti. Buonanotte. Ciao. Ciao. Buona estate a tutti e grazie a tutti, arrivederci, a presto.